Presa la banda dei predoni che imperversava nel cuore dell'area metropolitana rubando e rapinando. Si tratta di giovanissimi di 21 anni, albanesi, organizzati e determinati. La squadra mobile di Venezia ha arrestato Elvis Lepuri di 20 anni in Italia senza fissa dimora e Fetion Biba di 21 anni e denunciato a piede libero Drilon Dadai di 24 anni ed è sulle tracce di un quarto componente. Si trovavano ogni sera verso le 18 lungo la Castellana vicino a Martellago, percorrevano a bordo di una Alfa 146 le strade locali e poi tornavano a notte fonda e non parcheggiavano mai l'auto nello stesso luogo. Spaziavano oltre che nella provincia veneziana anche in quelle limitrofe, quindi Treviso, Padova e anche nel Rodigino. Particolarmente abili, individuavano l'obiettivo, abitazioni prevalentemente, nel giro di 3-4 minuti effettuavano l'intrusione e quindi il colpo era assicurato. Il vertice in prefettura sull'aumento dei furti ha rafforzato i controlli e gli agenti della polizia veneziana si sono concentrati sulla banda. Poco dopo un inseguimento scattato dopo che una pattuglia di carabinieri ha intercettato la banda. L'inseguimento si è concluso con un incidente, l'auto è andata a schiantarsi contro un palo della luce e 2 dei 4 malviventi sono riusciti a fuggire. Avevano appena messo a segno una rapina in un'abitazione a Riese Pio X dove era stato pestato a sangue un ragazzo che stava lavorando al computer e poi avevano anche messo a segno un furto a Galliera Veneta. Abbiamo tracce della loro presenza ad iniziare dalla fine del mese di ottobre, periodo in cui abbiamo appunto registrato poi un incremento, una recrudescenza di questo tipo di reato un po' nella zona di Martellago, della provincia di Venezia, e quindi adesso a ritroso abbiamo del materiale investigativo da rivisitare. Abbiamo comunque accertato anche 3 fatti reato, un tentato furto e 2 furti aggravati in abitazione consumati sempre nel mese di novembre qui tra Spinia e Martellago.